Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Giustizia siciliana in affanno, inaugurato l'anno giudiziario nell'isola, Catania e Palermo condividono le carenze di magistrati. Il distretto etneo è tra i più esposti dal punto di vista della devianza minorile e della dispersione scolastica. Nel giorno della memoria la Sicilia ricorda gli orrori della Shoah. A Palermo centinaia di studenti tengono vivo il ricordo di una tragedia che non dovrà ripetersi. Il presidente della regione Renato Schifani si fa garante della coalizione e dal Congresso Azzurro lancia un messaggio agli alleati. Nessun partito della coalizione verrà messo all'angolo. Niente soldi, addio alla ciclovia. Il governo taglia i fondi per la pista ciclabile della Magna Grecia, che da Messina sarebbe dovuta arrivare fino a Ragusa. Arrestata nel catanese una ladra trasformista, ogni giorno acconciatura e look diversi per rubare generi alimentari nello stesso supermercato. Il complice codardo però durante l'ultimo colpo non l'ha aiutata. Weekend con il sole, a Catania c'è chi ne approfitta subito per la prima tintarella. Il Catania ufficializza l'arrivo del difensore albanese Averi. Domani rosso-azzurri in campo al Massimino contro il Monopoli. Bentrovati. L'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo con al centro l'affanno della giustizia sotto organico. Nella procura che un anno fa era sulla bocca di tutti per la cattura di Matteo Messina Denaro, oggi si lavora con il 14% di PM in meno del previsto. Anche negli uffici della Procura Generale e del GIP le cose non vanno meglio. Manlio Viola. Cresce la domanda di giustizia ma non crescono gli organici dei magistrati, al contrario non vengono coperti neanche i ruoli già previsti e la lentezza della giustizia è anche colpa di questa carenza di giudicanti e di inquirenti. È l'allarme del procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca, un distretto che ha vasta competenza non solo sulla città ma anche su Termini Imerese, Trapani, Marsala, Sciacca e Agrigento. Le carenze di magistrati sono chiare e censite, nel complesso mancano 32 magistrati ogni 100 in pianta organica. La situazione peggiore in Procura Generale con una carenza del 20%, ma mancano anche i PM, circa il 14%. Va un poco meglio in tribunale, dove la carenza si attesta all'11%, ma questa stessa carenza di magistrati cresce invece in modo esponenziale negli uffici del GIP, cosa questa che rischia di far impantanare inchieste già concluse che aspettano il vaglio del giudice terzo. Tutto questo è stato al centro dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto di Palermo, un territorio vasto e variegato che non deve fare i conti soltanto con la mafia, ma adesso anche con la crescita dei reati comuni e di quelli violenti da strada. E non va meglio a Catania, dove a peggiorare la situazione c'è anche un alto tasso di devianza minorile e dispersione scolastica. Il presidente della Corte d'Appello Pennisi traccia un bilancio in chiaroscuro, cala il numero dei procedimenti penali, ma si aggrava la carenza di organico. Sentiamo Emanuela Corsi. Il distretto di Catania si segnala come uno dei territori più esposti dal punto di vista della devianza minorile, che matura in contesti altamente degradati e spesso controllati dalla criminalità organizzata. A questo si aggiungono allarmanti dati sull'abbandono scolastico, che nella città metropolitana di Catania si attesta attorno al 25,2%. A dirlo è il presidente della Corte d'Appello di Catania, Filippo Pennisi, nella relazione per l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Il presidente ha ricordato però come, su impulso del Tribunale e della Procura per i minorenni, in accordo con le pubbliche amministrazioni competenti, sono state sviluppate e attuate nuove strategie di intervento, a partire dalla costituzione di un osservatorio di monitoraggio della condizione minorile, oltre al protocollo Liberi di scegliere, per sottrarre donne e minori alla mafia. Gli uffici minorili stanno facendo un grande lavoro in termini di recupero della dispersione scolastica e di contrasto alla devianza minorile. Nell'ultimo anno l'andamento della giurisdizione nel distretto ha
mostrato segni di miglioramento con una consistente diminuzione dei procedimenti pendenti in Corte d'Appello. Il numero delle cause civili è in diminuzione dappertutto. In Corte d'Appello una causa civile dura meno di 2 anni, cioè meno del tempo medio europeo. Sullo sfondo però persistono gravi carenze d'organico. Gli organici purtroppo sono scoperti e sono scoperti in aumento rispetto all'anno scorso. Abbiamo delle vacanze superiori e questo naturalmente preoccupa molto anche in termini di raggiungimento degli obiettivi che il PNRR ci impone da qui al 2026. In apertura del suo discorso il presidente Pennisi ha rivolto un pensiero al nostro collega Natale Bruno, scomparso prematuramente lo scorso 23 agosto. Consentitemi qui di ricordare la figura del cronista Natale Bruno, giornalista sempre presente a queste cerimonie, prematuramente scomparso lo scorso mese di agosto. Oggi è la giornata della memoria e per non dimenticare la Shoah e tenere vive le pagine più buie della storia, a Palermo 400 studenti hanno riempito il Teatro Politeama perché quel che conta più di tutto è che il passato non finisca nell'oblio. Francesco Triolo. In 400 hanno affollato il Teatro Politeama. Gli studenti palermitani hanno voluto così partecipare all'iniziativa Shoah, il valore della memoria per la costruzione del futuro, organizzata da tutti i Rotary Club dell'area Panormus in collaborazione con il Comune di Palermo, l'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia, il Consolato Onorario della Repubblica di Polonia a Palermo. Un evento commemorativo che ha coinvolto diverse scuole palermitane che per l'occasione hanno prodotto degli elaborati multimediali sulla Shoah. I lavori sono stati condivisi in un vivido e genuino momento di riflessione e confronto, toccanti contributi video realizzati appositamente per questo incontro, una donna sopravvissuta ai campi di sterminio, Lidia Maksimovic, e il del direttore del Museo della Memoria di Auschwitz. Ancora diversi di interventi sul palco, dalla Fondazione Garivo ai 2 siciliani che hanno realizzato un fumetto sul tema. Obiettivo dei club Rotary dell'area Panormus è avvicinare le nuove generazioni al valore della memoria, al rispetto delle culture e delle diversità tutte, perché quanto è avvenuto sia da monito per il futuro. No all'isolamento di uno o più partiti all'interno della coalizione di centrodestra. Dopo le dichiarazioni dell'ex presidente della regione Totò Cuffaro, il governatore Renato Schifani si fa garante di tutti e lancia dal Congresso Azzurro un messaggio agli alleati. Sentiamo qual è con Manlio Viola. Nessun partito della coalizione di centrodestra verrà messo all'angolo. Proprio nella coalizione deve esserci equilibrio. Si fa garante di tutti il presidente della regione Renato Schifani e lo fa mandando un messaggio chiaro dal congresso provinciale di Forza Italia tenuto in un grande albergo a Mondello. In vista dell'assise nazionale gli azzurri si sono riuniti nelle province e per il presidente della regione è stata l'occasione per mandare un avviso agli alleati. Registro in questi ultimi giorni, ho preso atto di un'intervista dell'amico Totò Cuffaro che paventa preoccupazioni di isolamento del suo partito. Io sono stato voluto dall'intera coalizione nazionale come garante dell'unità per vincere. Questa garanzia la avverto ogni giorno sulle mie spalle e non voglio essere soltanto garante dell'unità, voglio essere anche garante per evitare frizioni tali che mettano all'angolo un partito rispetto all'altro. Anche questa è garanzia per l'unità e lavorerò anche per questo. Schifani ha poi ricordato l'ultimo incontro con Berlusconi, al quale ha garantito che gli azzurri continueranno a camminare sulle proprie gambe, quindi ha incoronato l'assessore Edi Tamaio quale candidato alle europee con spirito di servizio nei confronti proprio del partito. La Sicilia deve tornare a trovare il suo spazio a livello nazionale, è stata invece la voce unanime che si è sollevata da Palermo, da Giorgio Mulè fino al neoassessore comunale Pietro Longi, passando per il coordinatore regionale Marcello Caruso, per ribadire il radicamento degli azzurri nell'isola. Anche questo un messaggio chiaro in vista del congresso nazionale. Salta la realizzazione della ciclovia della Magna Grecia che da Messina sarebbe arrivata fino a Ragusa. Il governo Meloni avrebbe definanziato l'opera. Ci spiega tutto Luca Ciliberti. Salta la ciclovia della Magna Grecia che avrebbe dovuto attraversare la Sicilia orientale dalla provincia di Messina a quella di Ragusa passando per Siracusa e Catania. La revoca della procedura di gare della proposta di aggiudicazione arriva per, citiamo letteralmente il provvedimento, per sopravvenute criticità finanziarie. Il motivo è tanto semplice quanto grave.
non ci sono più i fondi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè come si dice in gergo è stata definanziata. Il parlamentare 5 Stelle Filippo Scerra aveva stilato un elenco di opere pubbliche previste in Sicilia a cui il governo Meloni, in fase di revisione del PNRR, aveva tolto ogni risorsa, rendendole così irrealizzabili. Qualche mese fa avevo lanciato l'allarme giusto su questa ciclovia perché avevo già compreso che sarebbe stata tagliata. I deputati, i membri della maggioranza al governo nazionale, al governo regionale avevano risposto con una certa faciloneria che invece si sarebbero trovate altre fonti di finanziamento. Purtroppo non è così. Gli amanti del turismo in bicicletta dovranno dire addio dunque ai percorsi a loro dedicati. A Enna è finito agli arresti domiciliari un medico accusato di aver abusato di una ragazzina di meno di 14 anni che aveva in cura. All'uomo è stata contestata anche l'aggravante dell'abuso di autorità. Ladra trasformista e complice codardo. Ad Aci Sant'Antonio, nel Catanese, una donna di 48 anni è stata arrestata perché rubava in un supermercato cambiando ogni giorno look e acconciatura proprio come in un film. Angelo Gagliano. Come dentro un film, creava outfit ogni giorno diversi per i colpi che doveva mettere a segno. Una ladra trasformista e convincente. Si muoveva tra gli scaffali di un supermercato di Aci Sant'Antonio con la nonchalance di una cliente, ma senza pagare un euro. Usciva con la borsa piena di generi alimentari. 48 anni di San Giovanni la Punta, nel Catanese. La novella Crudelia de Mon, come nel film con Emma Stone, ogni giorno aveva un'acconciatura e un look differente rispetto al giorno precedente e aveva un complice che la attendeva fuori dal supermercato per scappare via. Per 5 giorni di fila i titolari del market hanno cercato di venire a capo dell'ammanco di merce dagli scaffali, quasi 150 euro al giorno, fin quando i carabinieri, visionando le telecamere di sorveglianza, l'hanno beccata e deciso di tenderle una trappola. Si sono confusi tra i clienti e poi l'hanno seguita fino a fuori. La ladra trasformista aveva appena rubato formaggi, salumi, alcolici, carne e tonno in scatola per un valore di circa 160 euro. Stupita per quel controllo inaspettato, ha iniziato a urlare, asserendo che non aveva fatto nulla. Quando i militari le hanno chiesto di aprire la borsa è passata dalle parole ai fatti e li ha aggrediti, sputandogli, tentando di colpirli con schiaffi al volto e tirando i capelli. Nel frattempo, da lontano, cercava aiuto nel suo complice, che non brillava per coraggio, tant'è che è fuggito di gran corsa, ma è subito stato intercettato e denunciato. Lei invece è stata arrestata. A Palermo, dal centro della Movida alla periferia, la violenza ormai dilaga. Coltellate 2 persone e il nuovo regolamento per pub e locali scatena le polemiche dei gestori. Marco Gullà. Una nuova ondata di violenza esplode a Palermo, una situazione che alimenta insicurezza e paura. Nel centro della Movida e alla Noce un ragazzo di 25 anni e un uomo di 47 sono stati feriti a coltellate. Entrambi non sono in pericolo di vita, ma gli episodi creano ulteriore allarme per via del facile ricorso alle armi e alle maniere troppo forti con cui negli ultimi tempi vengono affrontate questioni anche banali. Il primo episodio è avvenuto giovedì sera, non lontano dal Borgo Vecchio, dove un ragazzo di 25 anni è stato raggiunto da 3 fendenti all'addome ed è stato trasportato all'ospedale civico. È fuori pericolo ma ha rischiato grosso. L'altro episodio è avvenuto alla Noce, dove nel mirino è finito un pregiudicato di 47 anni. L'uomo ricoverato al policlinico ha raccontato alla polizia che stava separando 2 persone che litigavano quando è stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome e alla gamba. Le sue condizioni non sono gravi. Violenza gratuita come quella perpetrata nei confronti di un avvocato palermitano che dopo una partita di calcetto stava rientrando a casa ed è stato aggredito da 4 ragazzini che a bordo di moto elettriche hanno colpito il legale con un bastone. Intanto il nuovo regolamento della Movida, che sarà approvato nei prossimi giorni, scatena le polemiche dei gestori di pub per il divieto di trasmettere musica durante le serate, un provvedimento che molti titolari di locali ritengono assurdo e perciò faranno ricorso al TAR. La proprietaria di una lavanderia di Catania è stata arrestata dalla polizia nel quartiere di Picanello per un allaccio abusivo alla rete elettrica. Gli agenti hanno scoperto che la donna, con 4 cavi elettrici, aveva creato un dispositivo con un secondo contatore collegato alla rete pubblica che andava ad alimentare tutti i macchinari in uso alla lavanderia. Dopo un restyling durato 2 mesi, riconsegnata alla città di Catania Piazza dei Martiri, da anni nel degrado. Nuovi arredi e spazi per il verde, ma anche percorsi per i disabili. Simona Mazzone.
Da anni non era più frequentata dai cittadini a causa del degrado e dell'abbandono cui era lasciata da tempo. Piazza dei Martiri oggi torna ai catanesi dopo i lavori di riqualificazione durati 60 giorni e che hanno riguardato la pavimentazione, l'area verde con la posa del prato e di alcuni alberi, gli impianti idrico ed elettrico, l'arredo urbano e nuovi percorsi per disabili. Una piazza che ci apre ad una grande speranza. Immaginate quando non avremo più la cintura del ferro, questa si apre verso il mare. C'è da completare ancora, abbiamo sospeso la ristrutturazione proprio della statua stessa che è un po' ammalorata e quindi riprenderemo subito dopo Sant'Agata per completarla. I lavori di manutenzione straordinaria della piazza sono stati eseguiti senza alcun costo per il Comune grazie alla convenzione con Terna, che ha messo a disposizione le somme di compensazione e riequilibrio ambientale legate alla riqualificazione della linea di alta tensione della città. Questa è un po' la 15ª piazza che viene rigenerata, sempre senza risorse del nostro bilancio comunale, quindi una strategia che ci mette nelle condizioni di salvaguardare il nostro bilancio, ma ovviamente di far diventare la nostra città sempre più europea. I lavori sono stati consegnati in tempo alla vigilia delle festività agatine. E rimaniamo a Catania perché si apre oggi un weekend all'insegna del sole. In molti ne hanno approfittato per godersi la giornata primaverile in riva al mare. Non è tempo di appendere i giubbini al chiodo, ma sicuramente la calda giornata sotto cui si sono svegliati i catanesi apre le porte ad un weekend primaverile con temperature sopra la media stagionale. Qui siamo a San Giovanni Licuti, caratteristico borgo marinaro del litorale etneo. Bellissimo, ce la godiamo e va bene così. Un selfie, le amiche, il sole, il mare, cosa volere di più dalla vita? Infatti, niente, oggi è una splendida giornata perché siamo qua con le nostre amiche e dopo tante peripezie siamo riusciti a concederci mezza giornata di relax. Nessun temerario si è tuffato però in acqua. Oh no, assolutamente, l'acqua è freddissima, sicuramente, no, è bello vederlo, sì, quello sì è bellissimo. Com'era l'acqua? Per la stagione caldissima, per la stagione, cioè nel senso, visto il freddo che bene o male la sera si fa al mattino, l'acqua è ottima. Si è pentito di non aver portato il costume? Diciamo di no ancora, ma se dura ancora così penso che bisogna fare qualche pensierino. Molti, anzi moltissimi intenzionati ad essere baciati dal sole. Una stagione incredibilmente mite, così bella, perché non uscire? Ciao! Noi ci fermiamo per una pausa, ma torniamo tra pochissimo con lo sport. Ritorniamo in studio con il calcio. Finisce 1-1 tra Catanzaro e Palermo. Al gol di Biasci replica il solito Segre. Rosanero che avrebbero dovuto osare di più. Marco Gullà. 4 minuti, clamoroso autopalo colpito da Scitum in aria che in scivolata ha deviato verso la sua porta il cross di Ranocchia, molto bravo ad andare sul fondo. Le due squadre abbassano i ritmi, ci sono pochi spazi, entrano nel Palermo Insigne e Mancuso e proprio... E il Catania domani sera in campo al Massimino contro il Monopoli. L'obiettivo è ripartire subito in campionato dopo la sconfitta nella semifinale d'andata di Coppa. E la società rossa-azzurra è sempre sul mercato. Ufficiale l'ingaggio del difensore Averi. Sentiamo Angelo Gagliano. Il difensore Kevin Haveri è il 10° acquisto del Catania, il terzino albanese di proprietà del Torino, ha giocato la prima parte della stagione con la maglia dell'Ascoli, mettendo insieme 7 presenze tra campionato di Serie B e Coppa Italia. L'esterno di difesa si trasferisce in rosso-azzurro a titolo temporaneo, con opzione per il riscatto e contro-opzione. 23 anni, Haveri è arrivato in Italia nel 2019, anno del suo esordio con l'Albania Under 19. Nel nostro paese ha centrato 2 promozioni dalla Serie D alla Serie C, la prima con il Mantova nel 2020, la seconda con il Rimini nel 2022. Sono contento di essere qua tra di voi e cercherò di fare il meglio possibile. Ho conosciuto alcuni, devo conoscere anche gli altri, piano piano mi abituo con la squadra, con l'allenatore, tutto. Restando al mercato, l'attaccante artistico della Virtus Francavilla resta un obiettivo del club del presidente Pelligra. E ora il campo, messa in archivio la semifinale d'andata di Coppa Italia, il Catania è concentrato sulla gara contro il Monopoli.
Monopoli, una partita che può segnare il momento giusto per dare l'accelerata al torneo dei rossazzurri, ma di contro ci sarà un avversario rilanciato dalla vittoria sul Potenza e dalla possibilità di uscire presto dalla zona play-out. Gara non semplice contro un avversario che nel mercato di gennaio si è rinforzato e sta operando per farlo ancora. Sosa e Tommasini si sono integrati bene e anche al Massimino dovrebbero essere della partita, così come il recuperato Cristallo. La squadra di Taurino arriverà a Catania senza volere concedere nulla, puntando su quel 3-4-2-1 che garantisce coperture e ripartenze veloci con uno degli altri acquisti, Bulevardi, che può giocare dietro le punte. E questo potrebbe essere un pericolo per il Catania. Lucarelli infatti dovrà trovare la chiave per scardinare il muro pugliese, puntando sulla fantasia e l'imprevedibilità di Peralta, che nelle gerarchie sembra avere superato Chiricò, tanto che per quest'ultimo si parla anche di possibile cessione. Bene, per stasera è tutto, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro una buona serata. Arrivederci.